Una festa che viaggia in 14 località del Veneto, quella per i 400 anni dalla fondazione del Teatro Goldoni di Venezia. Un cartellone diffuso con 28 spettacoli in scena dal 13 giugno al 29 luglio nelle 7 province della regione. Il teatro viaggiante è la proposta nell'ambito del programma triennale promosso dal Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, con il circuito Arte Vene, il Comune di Venezia e la Regione Veneto. E che ci permette di andare nelle piazze e nei territori per portare l'offerta teatrale con delle compagnie che sono state selezionate, cercando di andare anche incontro ad un'offerta nuova, rivolta a un pubblico giovane. E per noi è un grande investimento verso il futuro, per riannodare quel filo che si è spezzato con la pandemia, con il pubblico dei teatri, per riportare la gente nei teatri e soprattutto per costruire una nuova relazione, un nuovo legame con un pubblico nuovo, giovane, che ci permetta anche di guardare con grande forza al futuro. Noi crediamo fortemente che le istituzioni abbiano l'obbligo di dare delle opportunità, di dare della chance a progetti che però siano di per sé economicamente sostenibili, anche attraverso partenariati, attraverso sponsorizzazioni, perché finalmente la parola cultura va d'accordo con la parola impresa. Lei ha sottolineato la necessità che ci sia una partecipazione economica corale in maniera molto, molto schietta. Si parla di identità territoriale anche in questo senso, al di là di una identità ideologica. Chi parla di identità territoriale non ci mette soldi o non va in cerca di soldi, vuol dire che vi sta raccontando bugie. Senza soldi il teatro muore e i soldi non possono più essere soltanto quelli delle istituzioni. Dobbiamo anche fare la fatica di costruire progetti che riescano a sedurre chi i soldi ce li ha, l'imprenditoria, il commercio, tutto il Veneto che lavora. Ricordo che questa regione fa il 12% del prodotto interno lordo di tutta la nazione italiana. E ha fatto una considerazione, ha fatto sua un pensiero. Il vero cosmopolita sono coloro che vivono la provincia. Questo è verissimo. Da Giorgio Albertazzi, passando per Maurizio Scaparro, tutti i grandi interpreti e registi, quando venivano in Veneto, erano molto interessati a sapere che cosa pensasse il pubblico più che della città, del teatro del paese. Questo a riconfermare un'autenticità e anche, permettetemi, una innocenza del pubblico di quelle parti che consente a uno spettacolo di avere un rodaggio e una critica più vere.